Gentile Presidente, colleghi, colleghe, la campagna vaccinale in Europa, dopo alcune difficoltà iniziali, ha preso ritmo e il numero di vaccinati continua a crescere. Nonostante questa buona notizia, i medici ci dicono che nessuno al mondo potrà sentirsi al sicuro fino a quando tutta la popolazione mondiale non sarà vaccinata. È vitale quindi garantire il vaccino a tutti. Abbiamo davanti agli occhi il disastro in alcuni paesi e le sofferenze di persone innocenti che ancora oggi non hanno nessuna speranza di accedere al vaccino. E questo, oltre ad essere inaccettabile, è anche una concreta minaccia per l'insorgere di pericolose varianti. Sono contenta che oggi in quest'Aula anche chi non era per questa soluzione abbia chiesto a gran voce quello che noi socialisti chiediamo da tempo: la sospensione dei brevetti, al fine di accelerare la produzione di massa dei vaccini che rappresentano un bene prezioso e un diritto globale. Ma bisogna agire in fretta, perché è trascorso più di un anno e i cittadini hanno il diritto di avere certezze. Grazie.